Mangio polenta, mangio di tutto e digerisco. Mangia tutto ma mai fuori pasto, 2 sole volte all'ospedale, a ridosso dei 100 anni, quando mentre si prendeva cura dei fiori è scivolata e si è fratturata un femore. La seconda qualche settimana fa, mentre spazzava un terrazzino e la scopa si è impigliata, causandole la slogatura di un polso. I sanitari hanno strabuzzato gli occhi quando hanno letto la data di nascita di Luigia Maria Cavallari, 13 luglio 1916, e lei, col piglio che la contraddistingue salutandoli, ha detto: «Ci rivediamo tra 10 anni». Lo raccontano con orgoglio le sue figlie Paola e Maria Teresa, che fanno la spola tra la casa e il giardino dove per i 110 anni della loro supermamma è stata organizzata una festa. Gli alpini hanno montato il tendone e predisposto le panche, c'è chi ha cucinato, chi ha decorato un vassoio in onore non solo di un compleanno, ma di una storia lunga 110 anni. Lei è nata in provincia di Piacenza. Alla Monna com'è che ci è arrivata? Mia madre è lamonese, abitava in fondo alla strada qui, a sinistra l'ultima casa, questa stradetta qua. Poi ho i parenti, sono nata a Borgonuovo, Valtidone, provincia di Piacenza. I nonni avevo, ma il nonno non l'ho conosciuto, è morto giovane. Mia madre, mio padre è andato in guerra del 16. E mia madre è andata a partorire nel paese nativo di mio padre. Io sono nata a Borgonuovo. Luigia Maria Cavallari, per tutti semplicemente Maria, ha raggiunto un traguardo che in pochi possono raccontare. È la seconda persona più longeva del Veneto, ma basta fermarsi qualche minuto con lei per dimenticare subito la sua età. Attorno a lei l'affetto dei familiari, del paese e delle istituzioni. 2 baci da parte del sindaco, Sì, per gli sì, auguri. sì. Ah sì? Che io so che 110 o no? Il sindaco Davide Pante, accompagnato dal vice Gino Pante, hanno donato a Luigia Maria un libro che lei ha promesso di leggere subito e il gagliardetto ufficiale del comune. Da Palazzo Balbi è arrivato il messaggio del presidente Alberto Stefani, dalla Svizzera, dove la sua famiglia lavorò dopo la guerra, gli auguri del console. Il nostro paese di Lamon sarà l'aria, sarà la tranquillità, sarà una serie di fattori, insomma. È un paese di persone longeve, per cui ci aspettiamo altri record. Io all'inizio proprio non ci credevo, perché 110 anni è veramente una cosa unica, insomma, ma soprattutto anche la lucidità della signora. È stato bellissimo parlare con lei e farmi raccontare un po' tutta la sua storia, tutta la sua vicenda, che è una vicenda bellissima e anche molto profonda. Nata 110 anni fa, Maria ha attraversato oltre un secolo di storia, vedendo cambiare il mondo senza perdere quella semplicità che ancora oggi la rende speciale.